Il Natale in divenire a Realmonte, questo Natale appunto concertato, discusso e pianificato con tutte le istituzioni, appunto l'amministrazione comunale, la caserma dei carabinieri, la scuola, le varie associazioni, i cittadini e le attività, i proprietari delle attività locali, oltre al CIF, alle uncinettine e tanti altri, è già partito con l'accensione di giorno 7 dicembre. Abbiamo calato quest'anno Beggia Sicilia nella programmazione natalizia, pensando appunto che una sagra possa bene rappresentare il territorio e promuoverlo. Io per la sagra Beggia Sicilia chiaramente ringrazio Pietro Caruana, il responsabile d'area, nominato da me per portare a casa questo progetto che è alla seconda edizione, e anche il vicepresidente del Consiglio Pasquale Valenti, il quale si è prodigato, si è impegnato ed è riuscito a mettere insieme tante energie diverse, quindi territorio, associazioni, lo dicevo prima, scuola, territorio tutto, imprenditori, insomma famiglie, ragazzi, tutti quanti. Cosa si vuole fare? Si vuole appunto dimostrare che insieme si fa la differenza in squadra. Solido non si va da nessuna parte, è che il territorio deve essere promosso e valorizzato attraverso le sue risorse, ed è quello che stiamo facendo. Il progetto Beggia Sicilia è un progetto ambizioso, è alla seconda edizione, dicevo, e lo stiamo valutando per la Capitale della Cultura 2025, per la settimana che sarà dedicata a Realmonte, città della Scala dei Turchi. Chiaramente questo Natale in divenire è scandito da tanti appuntamenti. Abbiamo iniziato con la cerimonia di accensione giorno 7, a seguire l'identità e la tradizione, Santa Lucia, tutte le feste di tipo religioso. Beggia Sicilia, giorno 20 faranno un concerto i ragazzi dell'istituto comprensivo, andremo a trovare anche l'istituto, i ragazzi e quant'altro, quindi siamo già stati in visita dai nostri nonni presso le diciamo, associazioni e o cooperative che si occupano dei nostri nonni, la comunità dell'associazione Acquarinto che a Realmonte è accolta ed è diventata parte integrante e sostanziale di questo diciamo, del processo di crescita e del territorio. Non posso che ringraziare anche il professore Carrubba, che è impegnato in Beggia Sicilia per le attività culturali, è impegnato per quanto riguarda i ragazzi della Palladium, ma anche per le esibizioni di ballo di ragazzi appunto del territorio. Che dire, io lo dico sempre, si deve andare verso la via della bellezza, che passa attraverso i valori della cultura, della legalità, del rispetto per l'ambiente, per gli altri, il rispetto delle norme, la crescita a tutto tondo e la capacità di discernimento. Quindi andiamo avanti così, siamo nella giusta direzione. Un ringraziamento chiaramente va anche al personale comunale, nonché a tutta l'amministrazione che io qui stasera rappresento. Grazie alle attività che hanno scommesso sul territorio di Realmonte, sia locali che non, grazie alle associazioni presenti questa sera, Palladium, CIF, Uncinettine e tanti altri, grazie a Realmonte e non solo, grazie ad una comunità che crede nel lavoro di squadra.